Allora, da dove nasce questa cifra che volete? Nasce dal nulla, nel senso che noi non abbiamo, potrebbero essere anche 5, nel senso, perché Sì. no? Cominciamo a sfatare, non dico un mito, una cosa. Molto spesso noi abbiamo visto dichiarazioni e valutazioni delle squadre e poi sono state vendute molto meno rispetto a quello che erano i titolari dei giornali, cioè nessuna squadra è stata venuta a 1 miliardo in Italia, neanche il Milan, l'Inter. Allora, da dove nasce questa cifra che volete? Nasce dal nulla, nel senso che noi non abbiamo, potrebbero essere anche 5, nel senso, perché Sì. no? Perché per avere o prescindere dall'offerta una cifra dovremmo avere già un passaggio successivo che è quello effettivamente dell'incontro delle due diligence, dove effettivamente la società acquirente acquisisce nella maniera più capillare e precisa possibile tutto quello che riguarda la società, anche i debiti. Perché lui parla di moltiplicatori, di multipli, però lui lo cita, infatti ha detto l'acquisto del Napoli Basket comunque era calcolato in un certo modo, in realtà in soli 2 anni, a parte l'aspetto sportivo, perché abbiamo mancato i playoff di una sola partita, eccetera, noi per l'aspetto finanziario siamo andati al di là delle più rosee aspettative, perché Mm. si fanno questi calcoli. Però dobbiamo introdurre anche un altro concetto che noi non possiamo sapere del Napoli. Questa cifra esce dall'equity value o l'enterprise value, perché sono due cose totalmente diverse, cioè è al netto dei debiti d'impresa, perché poi ovviamente abbiamo determinati colleghi, no? Cioè, no, non abbiamo debiti, no, non è vero, anche il Napoli c'è una cifra